sarà, assessore, che accade in tutte le adunate, sarà, però posso dire una cosa, io mi incazzerai se arrivo col mio trabiccolo magari a pedali, ma non è omologato, e il vigile mi ferma, mi fa la multa e sequestra il trabicolo, e magari a mezzo centimetro c'è il Vucumpra che vende le sue borse false, di grandi marchi, e nessuno dice nulla. Allora dico, un momento, o la legge è uguale per tutti, o così è nel corso delle adunate, o così è anche per i trabicoli, perché altrimenti si usano due pesi e due misure. Raffaele Padrone, segretario generale dell'UGL Sicurezza. Polizia. Certo, è un grande evento, come abbiamo detto da giovedì, che stiamo ripetendo, attenzione, perché il grande evento comporta chiaramente questi episodi. È vero quello che ha detto l'assessore alla sicurezza della Polizia Municipale, anche noi siamo scesi in campo. Ieri, mentre noi stavamo sedando una rissa, qualcuno ha telefonato dicendo che sotto casa c'era qualcuno che faceva musica, e quindi, perché erano le 2 del mattino, ancora si sentiva disturbato, e questo ci fa un po' dispiacere, anche perché è una persona nota e quindi che è meglio non dire chi è. Diciamo invece un'altra cosa, che anche noi ieri sera siamo intervenuti dopo che avevamo lanciato l'allarme, sempre col direttore che ci sta dando questa opportunità di intervenire sulla sicurezza. Abbiamo portato, come ha detto nell'apertura del telegiornale, una decina di ragazze che si prostituivano liberamente nelle strade, abbiamo fatto dei sequestri di questo materiale, e anche la Guardia di Finanza, glielo dico direttore, ha fatto una grossa perquisizione, li ha visti direttore, e hanno portato via un sacco di materiale, recuperato materiale falso. Ovviamente noi ripetiamo di stare attenti, ecco, se ci stanno guardando anche dalla piazza, direttore, state attenti perché ci stanno massacrando di borseggi. Fortunatamente non abbiamo grossi reati, era evitabile questo, non lo so, però tanta polizia comunque in piazza. Il Dipartimento, se mi permette la critica sindacale, il questore di Pordenone ha chiesto uomini, il Dipartimento si è disinteressato all'evento, e domani qualcuno del governo viene qui a presenziare e a guardare i poveri uomini che veramente hanno guadagnato la sfilata passeggiando. Ecco, questo è quello che mi dà un po' lo fastidio. Grazie. Con orgoglio questo cappello, direttore. Segretario generale di UGL, anche lei Alpino, grazie. A voi. Da studiare poi anche, diciamo, la non, una cosa incredibile, Ferrovie dello Stato. Ferrovie dello Stato, meno pubblicità e più, diciamo, vagoni, sono stati ammassati come delle bestie. Quanti arrivavano da Udine o da altre località, ammassati sui vagoni come delle bestie, una cosa incredibile. Io capisco che oggi il profitto è al primo posto, ma attenzione, perché la gente è stanca, è molto stanca.